TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La Polizia di Stato di Venezia ha denunciato il presunto autore del furto consumato nella notte del 15 aprile scorso presso la sede dell'organizzazione studentesca UDU, Unione degli Studenti Universitari, di Cannaregio, quando furono trafugati il fondo casse ed alcuni PC utilizzati da giovani studenti. Nello specifico, le indagini immediatamente avviate dalla Digos hanno fin da subito evidenziato come il gesto non fosse riconducibile a motivazioni politiche ma bensì alla microcriminalità locale. Il sospettato è un noto pregiudicato 29enne veneziano. Su delega della Procura della Repubblica Lagunare, nella serata di venerdì 18 aprile la polizia ha eseguito la perquisizione a carico del suo indicato, al termine della quale è stata rinvenuta parte della refurtiva, consistente in un PC e in una console. A corroborare l'ipotesi investigativa è il rinvenimento di numerosi accendini con sopraimpresso il logo dell'UDU. Cambiamo argomento. Con i suoi 22.000 lavoratori diretti e dell'indotto, i 23 milioni e mezzo di tonnellate di merci movimentate, un valore aggiunto prodotto di oltre 6 miliardi e mezzo di euro, un quinto di quello dell'intera provincia di Venezia, e in ambito crocieristico i suoi 550.000 passeggeri, cifre tutte calcolate su base annua, il porto di Venezia continua ad essere uno dei pilastri su cui si regge l'intero sistema economico della città e del suo territorio. Servono però ora interventi fondamentali e condivisi per garantirne un futuro prospero. È il messaggio che è stato lanciato oggi dal convegno tenutosi a Marghera su iniziativa di Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti dal titolo Il porto di Venezia e Chioggia, quale futuro per un asset fondamentale dell'economia e dell'economia del territorio? L'incontro promosso dalle associazioni di categoria era voluto non solo per confrontarsi con politici e amministratori, ma anche per analizzare i problemi del porto e proporre, con un documento che sarà redatto al termine di questi convegni, soluzioni concrete per risolverli. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla manutenzione della viabilità principale. Il progetto, per un importo complessivo di 1.230.000 euro, prevede una serie di interventi fondamentali per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza delle strade gestite dal Servizio Manutenzione e Viabilità Principale. Il piano include sia lavori di pronto intervento, attivi 24 ore su 24, per la colmatura di buche, il ripristino della segnaletica incidentata e la risoluzione di situazioni potenzialmente pericolose, sia manutenzioni programmate. Le opere interesseranno anche il controllo delle barriere stradali. In totale sono già stati individuati 15 tratti considerati prioritari in base a criteri tecnici, economici e legati alla sicurezza della circolazione. Il finanziamento dell'intervento è coperto da avanzo di amministrazione vincolato da sanzioni del codice della strada, 1 milione di euro da sanzioni specifiche e 230.000 euro da altre risorse vincolate. Esprime migliori auguri di buon lavoro a Monica Manto, confermata la presidenza del Consiglio di amministrazione di CAV Concessioni Autostradali Venete, e i consiglieri Cristiana Schiavone e Lucio Tiotto, designati oggi dal Consiglio regionale del Veneto. Sono certo che il nuovo CDA proseguirà con determinazione nel percorso di sviluppo e modernizzazione della rete autostradale regionale, affrontando con competenza e visione strategica le importanti sfide che attendono il nostro sistema infrastrutturale e puntando a standard sempre più elevati in termini di efficienza, sicurezza e sostenibilità. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha augurato buon lavoro ai componenti del Consiglio di amministrazione di CAV, designati nella seduta odierna, come detto, dal Consiglio regionale del Veneto. È tutto per questo nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.